La Nuorese vuole chiudere il campionato di eccellenza che sabato l'ha vista trionfare conquistando 2 vittorie contro le rivali Fertile e Portocorallo. 2 partite che per la Nuorese hanno un sapore particolare e che il club verde-azzurro vuole onorare per ribadire la propria superiorità. Non sarà facile riprendere il filo del discorso dopo i festeggiamenti di sabato, ma il tecnico Bernardo Mereo ha sottolineato che vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi e i 2 scontri diretti sono l'occasione per farlo. Sentiamo ora le voci dei protagonisti della vittoria di sabato. Una soddisfazione grandissima perché dietro c'è un lavoro iniziato ad agosto, non ci siamo mai nascosti, sapevamo delle nostre potenzialità, delle nostre qualità, però la differenza l'ha fatta la società che non ci ha mai fatto mancare niente, un allenatore che in questa categoria qua non ci sa fare niente, però si è calato con una voglia incredibile, un gruppo di ragazzi veramente eccezionali e sono fiero di averli avuti come compagni. Che sapore ha questa? Ma le promozioni sono tutte belle, è normale che quella con la Torres per uno che comunque non è che mi posso nascondere, non l'ho mai fatto, per uno che è torresino è qualcosa di diverso, però farlo qua a Nuoro in un'altra piazza importante, una piazza in Sardegna comunque importante, mi ha riempito veramente di orgoglio e ho provato le stesse gioie, la stessa felicità che ho provato allora. Ho fatto sempre campionati di vertice, quindi so cosa deve fare un portiere in queste squadre qua, devi farti trovare pronto quando sei chiamato in causa, devi usare molto la voce, devi preparare bene le partite durante la settimana, devi avere la fiducia dei compagni, devi trasmettere serenità, quindi sono degli aspetti importanti e li ho messi a servizio della squadra, ma ti ripeto, il merito è stato facile perché il merito dei miei compagni, del mister Mereo, tutto lo staff Pisano, veramente siamo stati un grande gruppo.